Grazie Presidente. Intervengo su questo articolo perché è sostanzialmente il cuore della legge e dopo alcune cose che ho sentito in sede di dibattito mi interessava rintervenire per precisare alcune questioni rilevanti. Vorrei che fosse chiaro che le donne devono lavorare e devono lavorare non per sopperire la mancanza di manodopera, che è un fenomeno che travolge il Paese e la nostra Regione, come recentemente affermato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le donne devono lavorare perché il lavoro delle donne è un valore sociale che contribuisce all'emancipazione delle famiglie e della società. I dati dell'occupazione femminile in Veneto, non so se è chiaro, sono drammatici. E vede, Assessore Donazzan, se lei non facesse questo mestiere dal 2005, le sue considerazioni sembrerebbero più credibili. In realtà dal 2008 in poi i dati sull'occupazione femminile in questa regione sono peggiorati e chi ha avuto per 20 anni la responsabilità di governare le politiche del lavoro regionali deve assumersi questa responsabilità e possibilmente anche proporre azioni che vadano in controtendenza rispetto ai dati che noi vediamo tutti i giorni. Il lavoro in questo quadro infatti non può essere un ostacolo alla maternità come oggi è troppo spesso. La proposta aberrante di pensare di incentivare la maternità attraverso sconti fiscali, come se fare figli fosse paragonabile a una riqualificazione energetica, è un principio che noi rigettiamo fin dall'inizio. Se si vuole davvero investire sulla maternità, si deve costruire le condizioni per cui alle donne sia possibile lavorare ed essere madri contemporaneamente, cosa che in questa regione, e non solo, è ancora troppo complicato. E farò 3 esempi. Primo, bisognerebbe investire sul lavoro di qualità, non sui lavori al femminile di bassa qualifica e con le basse retribuzioni. Bisognerebbe investire sul lavoro stabile. I dati sull'occupazione a tempo determinato in questa regione, in particolar modo in riferimento al lavoro femminile, sono molto preoccupanti. Bisognerebbe investire sul lavoro femminile a tempo pieno, la percentuale di part-time involontari è ancora una piaga con la quale nessuno vuole fare i conti. E bisognerebbe investire sul lavoro femminile degnamente retribuito. Questo Consiglio regionale ha approvato all'unanimità 1 anno e mezzo fa una legge che va in questa direzione, che è ancora lettera morta. E bisognerebbe costruire le condizioni per cui per le donne fosse possibile costruire un equilibrio tra lavoro e carriera, per cui non siano costrette a scegliere di lasciare il lavoro nel momento in cui diventano madri. Ecco, queste questioni non sono soltanto contenuti da esprimere quando si viene in Consiglio regionale. Per chi ha una responsabilità del governo di certe politiche, dovrebbero essere elementi attorno a cui costruire proposte concrete per il sostegno del lavoro femminile. Seconda questione, guardate che l'intervento del governo sui fringe benefit è pericolosissimo. E c'è chiaro il meccanismo, Assessore Donazzan. Anziché pagare gli straordinari su cui pago i contributi e le tasse, i benefici ai lavoratori li do attraverso i fringe benefits, su cui non pago i contributi e non pago le tasse, con un danno diretto per le lavoratrici e i lavoratori. Allora, dare i soldi in tasca, ma senza occuparsi dell'aspetto contributivo, previdenziale e fiscale, è un giochino dalle 3 carte che serve alle imprese, non serve alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno bisogno di tasse pagate e contributi versati. Quindi non è un'innovazione aver introdotto la defiscalizzazione del fringe benefit, è un modo surrettizio, ancora una volta, col quale questo governo ci trasferisce l'idea del lavoro non come fattore di emancipazione sociale, leva per l'ascensore sociale, ma come un mero fattore di produzione, come fosse il gasolio o l'energia elettrica, che in una crisi economica e con una bassa produttività è un fattore di produzione il cui costo noi dobbiamo abbassare, al pari delle spese di manutenzione. Invece il lavoro femminile in particolare, non è un semplice fattore di produzione, è un elemento cruciale attorno a cui le persone realizzano la propria esistenza e, se fosse possibile, provano a emanciparsi dal punto di vista sociale. La seconda questione,
L'agevolazione fiscale sull'acquisto della prima casa per le giovani coppie, anche in questo caso, è, come dire, uno specchietto per le allodole, per usare un'espressione cara alla Presidente Meloni, perché stiamo vivendo una fase storica in cui le famiglie giovani, ma non solo, vivono il grande dramma della negazione del diritto alla casa. Questa regione è prima nelle classifiche per patrimonio ATER non riqualificato e non disponibile. Allora il punto non è faremo i bonus per l'acquisto della prima casa, il punto è, Assessore, se vogliamo davvero essere coerenti tra ciò che diciamo e ciò che possiamo fare, venga in quest'Aula a spiegarci che intervento sulle case ATER, sull'edilizia popolare, sul diritto alla casa delle persone di questa regione intende fare, quanti soldi ci mette, se no è retorica e sulla retorica siamo capaci tutti. E infine, se diciamo che il lavoro delle donne è importante e lo vogliamo valorizzare con una retribuzione equa, dovremmo anche porci il problema del perché questo governo ha limitato la possibilità di anticipo pensionistico per le donne, tagliando e rivedendo i criteri e i parametri per poter accedere a adozione donna. Quindi purtroppo non basta una leadership femminile per esprimere politiche a favore delle donne e del lavoro delle donne. Questo Presidente del Consiglio lo sta dimostrando. Secondo elemento, sulla base del quale noi dovremmo veramente porci il problema se stiamo facendo quello che è nelle nostre competenze per sostenere il lavoro femminile e la maternità, che sono due lati della medesima medaglia, c'è tutta la grande questione delle infrastrutture sociali. Non devo ricordare a quest'Aula quanto sia indietro nelle classifiche nazionali la Regione del Veneto per posti disponibili negli asili nido. Non devo ricordare in quest'Aula quanto sono care le rette degli asili nido in questa Regione. Allora ci potete dire quello che volete, che serve il congedo di parentale esteso e allargato, ma se in questa Regione le donne non sono messe nelle condizioni di lavorare e di sviluppare il loro progetto di maternità, e non lo sono perché chi avrebbe il potere e il dovere di compiere certe scelte strategiche in realtà interpreta la maternità e la coincidenza tra lavoro e maternità in maniera retrograda, come si usava un tempo, quando si dava il premio alle donne che facevano più figli, perché funzionava così in un certo periodo della storia di questo Paese. Per chi ha ancora l'idea che le donne non debbano lavorare ma debbano stare a casa a fare figli, tutto quello che sto dicendo mi rendo conto che risulta incomprensibile. Allora, abbiamo già detto sull'utilità dei progetti di legge statale, cosa rispetto alla quale ribadisco le mie convinzioni. Penso che però, se vogliamo almeno rendere onore alla discussione che stiamo facendo e per la quale ringrazio il Vicepresidente Finco, dovremmo essere conseguenti alle cose che diciamo e che facciamo dentro quest'Aula, con delle decisioni politiche vere che per una volta mettano la Regione del Veneto all'altezza delle sfide che la società ci pone e che abbiamo davanti e che non possono continuare ad ignorare la necessità del mondo del lavoro al femminile di vedersi riconosciuta come tale. Grazie.